A tutti quelli che ci si mettono in ascolto, vorrei dire due parole e mandare un saluto a tutti in occasione della festa dei nostri patroni Sant'Ermacolo e Fortunato che celebreremo domenica 12 di luglio. Certamente sarà una festa sottotono, diciamo, perché proveniamo da un tempo di emergenza causato dal coronavirus e pertanto un momento di sofferenza da parte nostra, ma vogliamo testimoniare, ecco, attraverso dei segni di speranza una certa ripresa. La festa vuole essere un momento così di gaudio, un momento di gioia per tutti noi e infatti ci incontreremo per la Santa Messa. Prima ci incontreremo per i Vesperi, alla vigilia, il canto dei Vesperi presieduto dall'Arcivescovo, insieme con tutte le persone che rappresenteranno le parrocchie della nostra diocesi. E poi la domenica, alla Messa delle 10:30, ecco, parteciperemo e in modo particolare saranno presenti le autorità comunali, regionali, e poi tutte le rappresentanze delle associazioni della nostra città. È un momento, dicevo, di festa perché riprendiamo, ecco, il nostro cammino, un momento di festa illuminati dalla testimonianza dei nostri patroni. Accanto alle celebrazioni religiose ci saranno anche delle iniziative da parte del comune, come per esempio un grande concerto alla sera della domenica e quindi anche delle iniziative da parte del nostro museo che verranno pubblicizzate in altro momento. Oltre a un momento di festa, è un momento per tutti noi anche di riflessione perché noi cogliamo la testimonianza dei nostri patroni che sono vissuti nel III secolo, certamente un tempo difficile come sono difficili anche i nostri tempi, ma vogliamo dare la nostra testimonianza cogliendo dalla loro testimonianza il coraggio che hanno avuto in quel tempo per riprodurre un po' anche noi la ripresa con grande coraggio, con grande entusiasmo. Ecco, la Chiesa è sempre quel fiume che attraversa tutti i secoli, alle volte è un fiume che scorre tranquillo, alle volte il fiume diventa così turbato perché le acque sono magari un po' inquinate, alle volte è così impetuoso, altre volte è calmo, ma noi attraversiamo, ecco, con la forza, con la potenza e con l'umiltà che il Signore ci dona, dando la nostra buona testimonianza. Ecco, un momento di riflessione per riprendere il nostro cammino, aiutati anche dai nostri patroni. E infatti è un momento anche di progettazione, direi, perché noi riprendiamo il nostro cammino di fede dopo questa esperienza che è stata per tutti noi difficile, ma lo riprendiamo con tanto coraggio, con tanto entusiasmo, dalla preghiera, perché è la preghiera che rivolgiamo al Signore attraverso l'intercessione dei Santi Ermacora e Fortunato. La nostra testimonianza in questo tempo, in questo oggi, con le difficoltà che incontriamo, ma sappiamo che la nostra testimonianza, la nostra fede, che proviene dai tempi antichi, è frutto della fede loro, dei nostri patroni, delle genti, delle comunità cristiane che sono vissute prima di noi. Ecco, noi crediamo perché altri hanno creduto, perché altri hanno testimoniato e anche noi vogliamo vivere con intensità la nostra fede per poter dare questa testimonianza perché altri dopo di noi possono continuare a credere. Ecco, certamente la evangelizzazione non è semplice ai nostri giorni, ma con l'aiuto dei nostri patroni vogliamo continuare, perché la nostra fede, ecco, è una luce all'interno di questo nostro mondo, all'interno della storia. È una buona notizia che il Signore ci dà attraverso il suo Vangelo che noi vogliamo testimoniare. Ecco, cogliamo l'occasione per pregare i nostri patroni perché intercedano presso il Signore, perché anche noi, col nostro agire, con la nostra testimonianza, con il nostro modo di comportarci, con la nostra parola, possiamo effettivamente, ecco, portare una luce in questo mondo che è la luce del Signore che
che non umilia la persona umana, ma fa crescere la persona umana, dando una speranza di vita eterna, così aprendo, ecco, il cuore all'infinito, alla trascendenza, alla presenza del Signore che vogliamo testimoniare.